15 postazioni di lavoro, 2 sale riunioni, migliaia di offerte gestite. È la nuova sede di Veneto Lavoro, la seconda aperta a Padova dalla Regione, con una spesa di 800.000 euro, quasi interamente coperti dal PNRR. Lo stabile è di proprietà del MAP, il mercato agroalimentare. Il Comune ha contribuito con soldi e lavoro dei suoi uffici. Sarà operativa in Corso Stati Uniti 50, nel cuore della zona industriale, per avvicinare i servizi pubblici per l'impiego alle aziende che cercano lavoratori. All'interno di un contesto con quasi 80.000 lavoratori e 3.500 imprese, molte di dimensione oltre i 250 dipendenti, quindi una realtà dal punto di vista imprenditoriale importante. Abbiamo previsto di sdoppiare il Centro per l'Impiego di Padova, creando una sede anche qui, proprio per rendere più vicini i servizi del Centro per l'Impiego alle persone e alle imprese. Il Centro per l'Impiego era nato un tempo per dare un servizio a chi rimaneva disoccupato o a chi terminava un periodo di lavoro. Oggi invece è un punto fondamentale tra domanda e offerta, perché lo utilizzano tanto le persone che vanno alla ricerca di un posto di lavoro, ma molti di più anche quelle che sono le aziende che hanno necessità di capitale umano all'interno della propria azienda. Nel 2025 sono state quasi 3.000 le imprese gestite dal Centro per l'Impiego di Padova, per un totale di oltre 1.200 offerte di lavoro aperte e 386 tirocini avviati, cui si aggiungono altre 192 persone in questi primi mesi del 2026, quasi 17.000 gli utenti disoccupati, di cui circa 1.500 con disabilità. Veneto Lavoro è così presente in 55 sedi in tutta la regione. Noi forniamo ogni mese più o meno 5-6 mila posti di lavoro disponibili, ma anche noi facciamo fatica a incrociare domanda e offerta per le ragioni demografiche e per le ragioni di competenze. Tenete conto che ogni 100 offerte di lavoro in Veneto 50 sono di difficile reperimento, 25 per ragioni demografiche, non ci sono le persone, e 25 per ragioni di competenze. Gli utenti nostri sono più o meno 140.000 ogni anno che si presentano ai nostri uffici. Il nuovo ufficio aprirà al pubblico a inizio autunno e sarà accessibile solo su appuntamento dal lunedì al venerdì.